io sono direttore tecnico, cerco di non usare mai il mio titolo perché non sono uno che deve parlare di se stesso, sono qui a parlare con la gente, quindi io cerco di trattare le persone come esattamente quello, non sono dipendenti, non sono tecnici, non sono questo, sono persone. Una delle domande che facciamo sempre ai nostri ospiti è: come siete riusciti a trasportare e far diventare la vostra passione nella vostra professione? Ok. Nel tuo caso mi pare di capire che si viaggia su due binari paralleli che hanno portato la passione per il rugby e la passione per il golf a una professionalità nell'insegnare rugby o nell'educare al rugby e una passione nel golf che ti ha portato a sviluppare una tua brand. Cioè, è l'unico motivo per cui io riesco a stare nel rugby è perché evolve. Cioè, se tu guardi gli sport americani non sono mai diffusi in giro per il mondo perché non evolvono. Per quel motivo secondo me, perché il rugby va avanti e tanti sport dell'Europa cercano di evolvere e il rugby in primis cerca veramente di guardare come stanno andando le cose e come possono essere migliorate. Sono appunto uno, due o tre elementi che magari ti fanno capire qual è il canale comunicativo giusto, soprattutto in una lingua che non è la tua lingua madre. Ma è una cosa in qualsiasi lingua, subito devi capire che non c'è una taglia unica. Sì, il rugbista non riuscirà mai a togliere la birra, ce ne rendiamo conto, altrimenti non sarebbe più un rugbista. Okay. No, certo. Parte, o meglio, qualcuno dei miei compagni di squadra della Old direbbe anche prima e anche durante, ma questo è un altro discorso, ecco. Alcune keywords che possono essere elementi fondamentali secondo te per poter dire diventerò un bravo coach di rugby. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.